Le aziende della provincia di Agrigento lanciano il grido d'allarme. Per continuare a produrre e garantire occupazione e sviluppo chiedono ossigeno, sostegno e incentivi. Le imprese dei vari settori si dicono oppresse da una crisi finanziaria pesante che si riflette in un tessuto economico, quello siciliano, più debole rispetto alle regioni del nord. Rete Imprese Italia, organismo che ingloba diverse organizzazioni quali CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, CLAI, Confagricoltura, Lega delle Cooperative, Confcooperative e AGC, si rivolge al Parlamento regionale. Salvare le imprese per salvare la Sicilia, la richiesta degli operatori commerciali e delle organizzazioni di categoria, rilanciata nella riunione alla Camera di Commercio di Agrigento. Tra le principali rivendicazioni un piano straordinario per il lavoro, abbattere le tasse, contrastare le attività abusive ed ancora ridurre drasticamente i costi della politica, garantire i servizi sociali e soprattutto assicurare il credito alle imprese. 46.000 imprese, di cui oltre l'86% sono microimprese in questa provincia, che non riescono a sopportare il peso di questa crisi. Ecco, noi chiediamo forte un intervento del legislatore regionale per una facilitazione e agevolazione all'accesso al credito, di una sburocratizzazione da sempre sbandierata ma mai realizzata, un piano che sia un piano operativo sul lavoro. Noi non vogliamo chiudere le nostre imprese, noi vogliamo fare grande questa provincia con i germi di quella che dovrebbe essere lo sviluppo economico, ma che oggi onestamente ci dà la sensazione che sia tutto nero. È necessario avere degli interventi anche di carattere pubblico da parte della politica. Servono delle politiche per il credito, politiche per lo sviluppo, politiche di investimento. Poi naturalmente le imprese devono fare la loro parte. Ma per gli imprenditori in provincia di Agrigento occorrono anche interventi strutturali, così come sostiene Calogero Bellavia, presidente di Confcommercio Agrigento e a capo di Rete Imprese Italia. Noi abbiamo problemi grossissimi di viabilità, abbiamo delle strade che non sono, diciamo, quelle che dovrebbero essere. Agrigento è, penso, una delle poche province d'Italia che non è attraversata da un'autostrada. Abbiamo una ferrovia che non funziona, è inutile dirlo, e difettiamo, ci manca l'aeroporto. E abbiamo tante altre cose, anche piccole, che potrebbero essere migliorate. Io insisto sempre nel dragaggio del porto di Porto Empedocle, nella possibilità di attracco delle navi da turismo, che sarebbe una risorsa grandissima per il nostro territorio.